Approvato in tarda sera l'atteso decreto rilancio per sostenere imprese, lavoratori e sanità. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, dichiara in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Conte con la rappresentanza politica di tutto il governo. Un provvedimento di 55 miliardi che cerca di cancellare i litigi, le polemiche e le profonde divisioni tra le diverse componenti della coalizione. Alla conferenza stampa partecipano dunque i rappresentanti delle forze che sostengono l'esecutivo, il ministro dell'economia Gualtieri per il PD, i ministri per lo sviluppo economico Patunelli 5 Stelle, dell'agricoltura Bellanova Italia Viva e della sanità Speranza Leu, ognuno con le proprie proposte e quelle dei colleghi di partito approvate con soddisfazione. Circa 26 miliardi dei 55 totali sono messi a disposizione dei lavoratori, ha detto il Premier, spiegando che il grido di allarme delle persone rimaste senza lavoro e senza reddito non è mai sfuggito al governo. Adesso dobbiamo fare in modo che le risorse economiche arrivino in maniera rapida, semplice e veloce. Abbiamo finora pagato l'85% della cassa ordinaria e quasi l'80% dei bonus per gli autonomi. In totale abbiamo erogato misure per 4,6 milioni di lavoratori. Proporrò adesso ai ministri di adottare un decreto legge e non il tradizionale DPCM, in modo da coinvolgere giustamente il Parlamento, anche perché siamo in una fase di allentamento, siamo usciti dalla fase più acuta, ha dichiarato sempre Conte. Soddisfatta del risultato l'esponente di Italia Viva, Bellanova, per la regolarizzazione dei migranti. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili, da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato. Nelle campagne gli sfruttati potranno accedere ad un permesso di soggiorno riconquistando la loro dignità. Il capo del governo ha voluto dare un'immagine di compattezza, ribadendo il lavoro di squadra, l'importante passo per la ripartenza, cercando di costruire una continuità politica alla sua maggioranza che ha scricchiolato fino alla fine tra divisioni e polemiche. Il governo ha lavorato nella consapevolezza delle difficoltà in cui si trova il Paese, una manovra con delle prospettive di ripresa economica e sociale, ha concluso il capo del governo.